dicevo, altre 6 persone sono state ferite, sembra da 3 persone che sono state processate per questo. Sono state processate, le hanno ritenuti che sono automaticamente che si sono difesi, ma da che cosa si sono difesi? No, adesso mi scusi, non è che ho proprio gli atti del processo, so che la Corte non ha riconosciuto la legittima difesa, hanno riconosciuto soltanto un attenuante, cioè il fatto di avere agito in stato d'ira a seguito di fatto ingiusto altrui, cioè praticamente l'unica attenuante che hanno riconosciuto è che hanno sparato perché erano arrabbiati da questa invasione, però con tutto questo gli hanno dato 10 anni di carcere per quanto mi risulta, che per un assassinio sicuramente non è pena grave, però c'è un appello fra l'altro, credo, no? Sì, si sono messi in appello il pubblico ministero, poi mi sembra che si siano messi in appello anche gli avvocati difensori. Naturalmente lo facevamo anche noi se no, tutto questo non succedeva. Certo. Perché non era giusto. Ci sono state altre violenze fra l'altro, io sì, dopo questo fatto ha dato proprio, anzi la stura una serie di ripicche, di vendette. No, ma c'era ancora prima tutte queste storie che succedevano prima del fatto di mio fratello. Ecco, lei anche è pescatore? Sì, pescatore. Ecco, voi dove dovreste andare a pescare? Ma secondo noi, con i nostri permessi che abbiamo dalla Regione del Veneto, sono licenze di pesca per acque interne. Cioè significa che noi possiamo andare dappertutto con i nostri permessi che abbiamo. Queste concessioni che loro si sono fatte a Rovigo, adesso non lo so noi se appartengono a loro o se cosa o se come. Cioè per noi dovremmo andare a pescare nel Veneto, secondo loro. Ma noi con le licenze di pesca possiamo andare dappertutto, almeno con le nostre licenze. Però se la provincia, lei sa che il diritto di pesca appartiene alla provincia, è la provincia che può assegnare... Ma da quando appartiene alla provincia? La provincia ha assegnato, dunque c'è anche dunque, il diritto di pesca nelle acque marittime interne è demandato al Consorzio Pescatori del Polesine per le acque interne. Sono 13 cooperative con 1700 soci. Che comprende anche le loro cooperative, signor Zerbino? No, soltanto le cooperative della provincia di Rovigo. Di Rovigo. Sono queste le 13 cooperative? 13 cooperative. Per cui nella zona incriminata, in questa zona contesa, sono 1700 i pescatori soltanto che hanno la possibilità. La pesca delle vongole. Ecco, ma loro per esempio, i pescatori di Chioggia, dove dovrebbero andare a pescare? Non lo so, direi che la laguna di Chioggia come la laguna di Venezia ha moltissimi specchi d'acqua a disposizione, basterebbe che gli organi preposti dassero le concessioni di questi specchi d'acqua come le hanno date alla provincia di Rovigo o alle cooperative o ai consorsi, in modo sì che anche i pescatori di Chioggia avessero a disposizione lagune per coltivarle e gestirle per la pesca. E che in realtà loro non hanno queste strutture, che la provincia di Rovigo invece ha realizzato. Che la provincia di Rovigo ha realizzato e le ha date in gestione al consorzio, che raggruppa tutte le cooperative. Ecco, questo crea il fatto che ci sia questa differenza, il fatto che la provincia di Rovigo si sia organizzata e quella di Chioggia no, crea questi sconfinamenti che sono pericolosi. C'è stato un ferimento anche pochi giorni fa, per quanto ho saputo. Cosa si dovrebbe fare per evitare, insomma in Italia ci si ammazza già per tanti motivi, che ci si ammazzi anche per le vongole mi sembra eccessivo. Insomma, che cosa si può fare perché questo non accada? Per ciò che riguarda la categoria che io rappresento come presidente o come Voltolino come pescatore, dovrebbero avere a disposizione queste aree di lagune, a disposizione delle cooperative per coltivarle e gestirle come si dovrebbero fare o come facciamo noi attualmente a Porto Tolle. Però finché non avranno in gestione queste lagune per poterle seminare e coltivare non si risolverà il problema. Non si risolverà nulla perché loro continueranno a non avere un posto dove andare e di conseguenza continueranno a sconfinare nelle zone altrui provocando reazioni, controreazioni e vendette. Ma voi avreste delle lagune da poter organizzare? Sì che ne abbiamo delle lagune, ma non ci danno i permessi perché ritengono che le nostre acque non sono idonee. Non so perché sono state fatte delle prove, ma dicono che non sono idonee. Per l'allevamento? Per l'allevamento. Basterebbe solo che la regione o i politici o chi di dovere dovrebbe muoversi un po', perché a questo punto qua la cosa si sta facendo critica, perché adesso è successo uno, ma andando avanti nel futuro può succedere di più di uno. Infatti, ma noi ne parliamo proprio per questo, perché vorremmo richiamare l'attenzione, lei appunto probabilmente ha problemi più seri e non credo che segua la nostra trasmissione, però quando parliamo di qualche cosa non ne parliamo mai
soltanto per raccontare un fatto, ma perché cerchiamo in qualche maniera di aiutare chi in questi fatti è coinvolto, chi in questi fatti ha perduto, come nel suo caso, anche un familiare. E vorremmo cercare di capire, abbiamo lanciato questo sasso perché chi è preposto a questo tipo di decisioni a questo punto sia spinto nelle sue decisioni anche dalla consapevolezza che ne è stato informato anche il Paese, perché poi purtroppo queste cose, anche se sono gravi, restano sui giornali locali, se ne parla sul Gazzettino, se ne parla qui, però magari a Roma non lo sanno che a Rovigo ci si ammazza per le vongole. Allora noi vogliamo raccontarlo e fare in maniera che chi, come diceva lei, avrebbe la possibilità di risolvere questo problema creando delle zone anche per voi, in maniera da non costringervi ad andare nei territori altrui, lo faccia. Dovrebbero muoversi, diciamo, nella regione del Veneto, perché a questo punto qua gli assessori delle pesche, cioè tutto un insieme di queste cose. E sono anni con anni che abbiamo richiesto concessioni, che abbiamo richiesto delle lagune, sempre le stesse parole. Le acque non sono idonee, le acque non sono idonee. Ma come fanno a non essere idonee le acque con porto che abbiamo noi? Abbiamo una marittima che è favolosa. Cioè è assurdo la storia che le acque non sono idonee. Per me è assurdo. Io non so, per lei Presidente sa qualche cosa di questo fatto? Perché le acque loro non sono idonee, le vostre? Non lo so. Non, fra pescatori non vi siete? No, non lo so, il problema, so che loro avevano dei problemi con il magistrato per il Po, per le concessioni del fondo praticamente. Però dirle se le acque sono idonee o non idonee non saprei dire. Beh, comunque in qualche modo dovrebbe essere risolto questo problema, perché c'è molta gente, da voi sono 1700, quanta gente da voi campa di pesca, vive con la pesca? Tutto il paese, perché a Chioggia non c'è fabbrica, non c'è niente, se ci sono 1000 abitanti, tutti pescatori. Soltanto il mare e la pesca. Voi in famiglia quanti siete? Noi in famiglia siamo 6 sorelle e 4 fratelli. 4 fratelli? Tutti pescatori. Ecco, compreso Silvano? Eravate compreso Silvano. Silvano era il primo anno che andava perché aveva finito il militare, si era finito con i studi con una cosa e l'altra, aveva fatto 2 o 3 pescati e si è trovato nel fatto. Ah, e per cui era anche molto fresco, giovane, due o tre volte stava a uscire con le barche. Con un amico. Siete rimasti in 3 adesso? Siamo rimasti in 2 adesso, perché un fratello è morto ancora 2 anni fa con un incidente con un camion. Ah, per un incidente stradale, per cui siete in 2 che dovete mantenere la famiglia pescando e per di più ognuno senza sapere, la sua, ognuno mantiene la sua senza sapere nemmeno però dove andare a pescare. Vabbè, noi non abbiamo certo la pretesa di risolverla qua, questa storia, l'ho detto, l'abbiamo solo raccontata nella speranza che chi ha la possibilità di provvedere provveda, perché insomma ci dispiace che questa situazione così strana e così poco conosciuta non si risolva, e ci dispiace soprattutto, ripeto, che in un paese che ha già tanti problemi per conto suo si finisca col morire per la pesca delle vongole. Noi ci faremo anche parte diligente di sentire, di seguire questa storia e vedremo se avremo una risposta, ecco, se avremo una risposta ve la faremo sapere, se non l'avremo cercheremo di sollecitarla, come a volte facciamo. Io credo che possiamo ridare la linea di là adesso, fatemi un segno, possiamo ridare la linea a Mura, ecco, e nel salone, perché prima del telegiornale che dovrà andare in onda fra 3 minuti, se Mura fa in tempo ci può presentare i 2 ospiti che ha di là. Io intanto ringrazio Roberto Voltolina, ringrazio Irido Zerbin e speriamo che questa storia si risolva presto. A lei Mura, se ce la fa. Come no, dottore, siamo qua velocissimi, riscaldati, col pubblico che ha voglia di ascoltare questi 2 bravissimi cabarettisti che vengono da queste parti. Poi l'intervista la facciamo dopo, si chiamano Bronze Querte. Bravi, venite qua e fatevi sto bel numero. Bocca al lupo, bocca al lupo. Oh, veloci, allora, forti però. Bene, signore e signori, no, signore e signori, un po' di educazione, un po' di galanteria, prima le donne, dai. Signore e signori, anche dai, perché buongiorno. Ormai le donne hanno ottenuto in tutto il mondo gli stessi diritti dell'uomo ed è giusto celebrarlo questo fatto qua. Penso per esempio all'Iraq, non so se lo sapete, ma in Iraq fino a pochissimo tempo fa la donna non era assolutamente considerata. Sì. Valeva meno di niente. Beh. Pensate che quando marito e moglie camminavano per la strada, la donna stava sempre 7-8 passi dietro all'uomo. Sì. Adesso invece anche lì le cose sono cambiate e quando marito e moglie camminano per la strada, la donna sta sempre 7-8 passi avanti all'uomo. Bene, vuol dire che finalmente anche in Iraq le donne hanno fatto passi da gigante. No, è che ci sono ancora molte mine inesplose. Mine inesplose, Vabbè, dai. si faceva E questa è l'educazione, la galanteria. Per riscaldare un po' l'ambiente. Dai, facciamo bene il saluto come si deve. Allora, signore e signori, buongiorno. Buongiorno e anche e soprattutto buon anno. Buon anno, buon anno a tutti voi, ovunque voi
sciate. E chissà che quest'anno non ci porti tante nuove novità, tante novità Sì, è già belle. arrivata una novità in merito al nuovo codice stradale. E speriamo che questo serva a risolvere il problema delle stragi del sabato sera. Le stragi del sabato sera, che sì. poi penso, oh, ma se uno si schianta di mercoledì, oh, non ti considerano proprio, non sei nessuno. Hanno fatto anche gli spot pubblicitari, pubblicità Sì, progresso. Esatto. Lasciate la morte lontano dalle strade, guidate sui marciapiedi. Guardate sui marciapiedi. Pensate che ai caselli dell'autostrada adesso non distribuiscono più i biglietti. No. Danno fuori direttamente i santini. Comunque basta con queste discoteche, facciamogli fare qualcosa di serio, qualcosa di costruttivo a sti ragazzi. Non so, si potrebbe fargli fare dello sport, Sì. dargli dei modelli. Ma quali modelli? Se ormai tutti quanti i miti dello sport sono caduti. Guarda per esempio È vero. il campione del calcio, l'eroe dei due mondi, Maradona. Maradona. È il pibe d'Ero. Eccetera, Maradona. Prima lui tirava in campo, adesso sembra tiri solo in casa. Questo qua è falso, questo non è vero, questo non è vero. Proprio l'altro giorno lui stesso ha dichiarato che qualcuno voleva fargliela pagare, questo è il fatto. Per forza, era abituato a averla gratis. Oh. Va bene, se non funziona con lo sport si può provare con qualcosa d'altro, non so, la Giusto. vela, ecco, una cosa nuova, la vela. Guarda il Moro di Venezia, che razza di barca. Una barca de Skei e il Moro di Venezia. Tutti gli italiani sono matti per la vela. Sì. Chi va via di Bolina, chi orza, chi stramba. Chi se pissa sulla gamba? Vabbè, allora, cosa vuol dire? Per fortuna. Sì, per fortuna sono arrivate le mamme rock a mettere un po' d'ordine in questa Sapete chi confusione. sono le mamme rock? No, una volta c'erano le mamme tango, le mamme valzer, le mamme mazurka. Oggigiorno ci sono le mamme rock. Ed è grazie proprio alle mamme rock che è stata fatta una legge Sì. per cui adesso le discoteche saranno chiuse a mezzanotte in punto. Sì, come se a mezzanotte i paracarri fossero più morbidi. Che dico? In discoteca noi si va a ballare e fino al mattino non si deve tornare. Facciamo il pieno di banalità, poi ci viene fame e andiamo a mangiare. In turbo diesel poi si fa il rodeo, ai carabinieri se che mostra il deo. Abbiamo fatto proprio una gran mangiata contro un paracarro, ma che bella frittata. Rotta gamba, ai 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 ai, spacca il muso, ai 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 ai, testo un occhio, ai 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 ai, ma come farò a ballare non so. Chiodi, ai 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 ai, non vai, ai 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 ai, se va in bianco, ai 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 ai, ma come farò? Senza donne non so, sai ho deciso che devo cambiare, con Ornella Muti io mi voglio sposare, ma nelle condizioni in cui sono ridotto, mi butto dentro al cesso e vado in acquedotto. Mi butto dentro al cesso e vado in acquedotto. Mi butto dentro al cesso e vado in acquedotto. Mi butto dentro al cesso. Le Bronze Querte, bravi! Insieme, linea al TG1. TG1. Con la mano così, va. TG1. TG1.